Bentrovate cari amiche e cari amici di FVG da scoprire, puntata numero 23. Anche questa volta ne vedremo delle belle, ne state già vedendo. Guardate che spettacolo, la laguna di Marano alle nostre spalle e lungo laguna di Lignano, e questo ovviamente in una serata al tramonto, una serata invernale. Questa volta parleremo di tradizioni a tavola, tradizioni invernali, tradizioni norcine. Con Ezio Gropp andremo alla tavernetta da Aligi a Porpetto e ci mostrerà come si prepara un piatto tipico tradizionale del territorio, antico come il mondo, quasi come il mondo, la cultura e la civiltà friulana. Da lì faremo un salto in uno smizza nel Carso con l'amico Franz Fabez, responsabile Alleanza Contadina, che è il sindacato dei coltivatori di lingua slovena del Carso, e ci racconterà che cos'è uno smizza, quali sono le tradizioni, quali sono i ricordi che evocano le smizze a chi ha vissuto le osterie da ragazzo, da grande, da adulto nelle nostre terre. Da lì faremo anche un salto a fare un giro con una macchina un po' strana, una macchina cinese, un pick-up aggressivo ma morbido, grande, comodo, spazioso, abbastanza potente, affidabile e poco costoso, che è la Great Wall, grande muraglia, Stade, e la vedrete, verde oliva, roll bar nero anodizzato e in acciaio, ruote e cerchi in acciaio, 5 marce, solo 120 cavalli, 2400 cm3 a gas, consumi bassissimi. Tanto godetevi questo spettacolo qua alle nostre spalle. Tradizioni a tavola, tradizioni friulane, tradizioni invernali, la cucina, quella tipica, quella più antica, la cucina della norcineria, che esalta i sapori del maiale, delle carni di maiale, che è un animale del quale non si butta via niente, noi più allevati quasi anche vicino alle nostre città. Siamo a Porpetto, tavernetta da Aligi, Ezio Gropp, che mantiene una tradizione storica della famiglia. 52 anni della festa dell'Emonato del Pussit, ma non siamo qua per la festa dell'Emonato del Pussit, ma perché ci insegni come si fa uno di questi piatti, Ezio. Qual è? Cosa facciamo oggi? Oggi vi presento una lingua di maiale al pastel di cavoli. Inizio a lavorare. Una lingua, andiamo a tagliarla così. È morbidissimo. Sì. Abbiamo bisogno del pastel di cavoli. Aggiungiamo un goccio di ristretto di vino rosso, a spalmare. Come una tavolozza. Sì, disponiamo la lingua. Andiamo a metterci un po' di noce moscata. Un goccio d'olio. Un frutto di mostarda, di agrumi, aggiungiamo una foglia di limone e il nostro piatto è pronto. Fantastico, posso assicurare che già il profumo è veramente eccezionale. La cucina della norcineria, però non solo cucina della norcineria, in questo locale si è sviluppata un po' tutta la tradizione a tavola del Friuli. Certo che sì. Beh, la festa è nata da un'idea di mio padre con degli amici di San Giorgio, ancora nel 68, anno delle rivoluzioni giovanili, poi si è sviluppata negli anni, un po' un crescendo continuo, c'è un mese di festa. Noi, per dire il vero, il maiale facciamo solo a febbraio, perché come ristorante una volta identificato si mangiava il maiale e basta così. Invece il tipo di clientela è cambiato, sono cambiati i modi, le usanze, il modo di servirsi così, anche se noi teniamo le tradizioni e le coltiviamo, perché tradizione è anche cultura, no? Il menù è diversificato, quindi si lavora adesso. Quindi se uno viene qui anche durante la festa del maiale e vuole mangiare altro che non sia il maiale, lo mangia? Certo che sì. Per esempio? Per esempio adesso iniziano le stagioni delle erbe, ci saranno gli asparagi, poi più avanti iniziamo con i funghi, per finire poi verso l'inverno con i tartufi e noi ci serviamo con i tartufi di Alpalagna e la serradina.
quindi il menù è diversificato e quindi c'è una scelta ampia e anche chi vuole mangiare il maiale comunque trova anche l'altro menù completo come l'abbiamo sempre proposto. Una cucina comunque ottimizzata, ingentilita e attualizzata, perché sia i piatti di maiale sono molto morbidi, appetibili un po' Sì. tutti, una volta molto più No, aggressivi. questo è altrettanto vero, perché magari è vero che la cucina è cambiata, che per merito delle televisioni, tutto questo, anche se a volte le immagini sono un po' distorte, non sono tutte Esagerano, le tinte delle non cose. sono tutte veritiere, però il gusto della tradizione rimane, anche perché il friulano poi è un popolo di tradizionalisti generalmente, e quindi magari tu hai paura a proporli e invece sono apprezzati a volte più di altri. Se li chiedono, no? Sì. Per esempio durante l'anno quali piatti friulani sono più richiesti? Poi il frico resta Che tipo di frico fate qui a ma Polpetto? facciamo il frico con le patate oppure fai i frichi quelli secchi, ma quelli con le patate magari è più richiesto di tutti, specie la gente che viene da fuori vuole mangiare i piatti della tradizione oppure come l'orzo da fagioli, un piatto che comunque va sempre, anche in estate, anche nonostante sia un piatto un po' più impegnativo e meno leggero di altri. Comunque questo è quello che richiede la gente. E durante l'anno, al di là della cucina tradizionale friulana, che cosa proponete? Proporremo, come le ho detto prima, ad esempio adesso in primavera, tutte le erbe, piatti a base di erbe, Cioè? gli asparagi, A base di erbe cosa fate? gli sclupiti, urtizzoni, gli asparagi, quelli bianchi nostri. Poi più avanti inizierai da fine maggio, inizi con i funghi porcini, gli ovuli, tutto il resto, poi passi verso il periodo autunnale e invernale a lavorare col tartufo, anche con carne di selvaggina. La proposta è ampia comunque. E mi pare che fortunatamente questo tipo di piatti di tradizione o meno, legati comunque al sapore del territorio, piacciono un po' a tutte le fasce d'età, perché ho visto anche nei ristoranti Sì. ragazzini, come i nonni, Sì, è vero. come personaggi autorevoli della cultura friulana. La scoperta della cucina friulana, secondo me, adesso i giovani hanno ripreso, è importante questo, perché noi siamo una regione di tradizionalisti generalmente. No? Hanno ripreso un po' le usanze, quelle che erano un po' dimenticate, c'è stata una fascia che aveva dimenticato queste robe. Adesso sembra che i giovani vogliono riprendere perché hanno capito magari la profondità e i valori che porta questa roba. Quindi hai recuperato un po' la cultura del territorio, Che era importante. della quale tu sei un fedele custode. Certo che sì. Grazie, zio Grande. Grazie a voi. Grazie e assaggiamo. Bene, avete visto che abbiamo fatto un giro a Polpetto con Ezio Gropp e ci ha raccontato un po' qual è la cucina della tradizione, quello che con le mani i nostri cuochi tramandano ancora da quello che facevano le nostre nonne. Adesso facciamo un salto in uno smizza sul Carso con Franz Fabez. Vedete che cos'è uno smizza? È un'osteria che deriva da una concessione dell'editto di Maria Teresa d'Austria e per un periodo breve dell'anno gli agricoltori possono vedere i loro prodotti in quella che è una frasca sostanzialmente. Buona visione e buon assaggio. Franz Fabez, Smizza Fabez, a macchina, ci conosciamo da tanti anni, il Brad Pitt dell'agricoltura di lingua slovena. Io qua sono entrato in un'osteria come ce l'aveva mia nonna, ma ovviamente non capivo molto di sloveno, però ho capito tutto quello che dicevo adesso, perché le frasi, le amicizie, la simpatia, l'ambiente era sempre quello. Sono rimasto affascinato da questi ciechi che lasciano questo vino sul tavolo. Nell'osteria di mio nonno era un refosco, questo è un terrano, sincero, robusto, sano, morbido, non alcolico, vero? Giusto? E quindi cos'è questa agricoltura del Carso, Carsolina? È fantastica, è riuscita a mantenere le radici e i sapori sempre. Qui parliamo comunque del Carso, parliamo di una terra rossa, arida, pietrosa, dura da lavorare e il risultato appunto è un vino forte, pesante, che deve essere capito, nel senso che non a tutti piace proprio per la sua pesantezza e robustezza, le sue caratteristiche che riconosce, insomma, no? E comunque anche noi abbiamo dei vigneti in Slovenia dove c'è il vero terrano,
da sempre che lo produciamo e fa parte della nostra offerta. Una dea antica faceva il bagno di latte di capra, io non sono alcolizzato a fare il bagno nel terreno. Senti, ma che cos'è una smizza? Racconta ai nostri ascoltatori. Lo smizza è un'attività economica che si è mantenuta nei secoli, è nata durante l'impero asburgico sotto Giuseppe II e noi a Trieste, soprattutto nella provincia di Trieste, siamo riusciti a mantenere appunto questa cultura dove per un determinato periodo dell'anno vendiamo i prodotti. Lo smizza è una parola che in sloveno vuol dire osa, perché una volta nel passato le smizze erano aperte 8 giorni per anno e per cui appunto questa parola è una parola slovena che poi è stata italianizzata o anzi diciamo cambiata in italiano, così che appunto è questo il senso dello smizzer, vendere i prodotti per un determinato periodo. Ovviamente lo smizzer nel tempo si sono evolute, nel senso che una volta erano sì aperte per 8 giorni, oggi le smizzer vengono regolamentate da regolamenti comunali. Nel nostro caso possiamo avere aperta lo smizzer per 59 giorni in base ai prodotti che l'azienda agricola produce, no? Così che insomma è una cosa tipica del Carso di Vestino. Senti, Fabex però è una famiglia che magari aveva dei terreni ma faceva altro tuo padre. Cosa ti ha attratto e ti ha fatto innamorare di questa attività e ti ha fatto rimanere a fare questo? Perché ti vuole tanto amore per il terreno. Ma allora devo dire che io la mia professione è storico, io ho finito la storia contemporanea, a un certo punto ho deciso che fare l'agricoltore e fare il contadino hai più soddisfazioni, sei più libero, hai più contatto con la persona, con la gente, con la propria cultura, insomma, no? Ma questa è una cosa molto soggettiva, così che a un certo punto ho deciso di lasciare il mondo della ricerca, il mondo della scuola e ho deciso appunto a dedicarmi a tempo pieno all'agricoltura. Bene, senti, benvenuti in Osmica, come si dice in sloveno? Osmica. Benvenuti in Osmica. Dobrodošli v Osmico. Ecco, dobrodošli in Osmica. A presto amici. Ciao, grazie. Malvasia, in purezza. Terrano. Sì. E qui cosa facciamo? Allora, qui abbiamo il prosciutto crudo, frutto di nostra produzione, il salame, l'ombolo che viene servito con olio e la rucola, la spalletta arrosta che viene servita col creme, il cotechino caldo nel pane, formaggio latteria Zidaric che viene servito anche con un po' d'olio e finocchio selvatico. Vini, vino rosso e vino bianco, Terrano e Malvasia, mentre qui abbiamo un po' di pomodorini secchi che li facciamo noi, olive nostre e barbabietola rossa. Buon appetito! Mentre voi gustavate i profumi, quasi i sapori che promanavano i cibi carsolini, avete visto che spettacolo? Godetevi pure questo spettacolo che mi sto guardando anch'io, ma adesso andiamo a fare un giro con la Great Wall Stead, la macchina pick-up a 5 posti, un bel cassone abbondante e spazioso dietro. È una macchina a lavoro ma consuma molto poco perché è alimentata a gas, quindi può essere usata anche nell'uso quotidiano. Buona visione! Bentrovate cari amiche e cari amici di FVG da scoprire. Questa volta siamo andati davvero lontano per provare una macchina, siamo andati in Cina. Questa macchina Great Wall 6, grande muraglia, cinese ovviamente, ma è il nome della casa costruttrice, SUV fuoristrada molto diffuso in Cina, in Giappone e anche in tutto il Medio Oriente. Da noi si è arrivato da poco, anche se c'è una rappresentanza abbastanza importante nel bresciano. È una macchina, è un pick-up ovviamente, 5 posti, un abitacolo grande, capiente,
anche il cassone dietro è capiente per caricare tutto quello che vi serve. Questo è un allestimento premium, ha un roll bar nero metallizzato, i cerchi neri, ruote da 18, ha un aspetto grintoso quasi come le macchinette di Hot Wheels, ed è una macchina che ha 5 marce, 2400 cm3 di cilindrata, non tanti cavalli, 120, però ha 4 ruote motrici, 2 ruote motrici quelle posteriori, oppure le ridotte per andare a arrampicarsi anche nei posti difficili, quindi una macchina da lavoro. E ovviamente, essendo un 2004, a benzina consuma, se la usate anche nei trasferimenti, ha abbastanza sete. Il vantaggio di questa versione, questo allestimento, è che è motorizzata anche alimentata a gas GPL, costa da 0,550 a 0,7 in autostrada, quindi capite che la macchina comincia a diventare sostenibile. Serbatoio da 27 litri di gas vi consente di fare 3.350 quasi 400 km di autonomia, spendendo una cifra che oscilla dai 15 ai 25 euro, che non è molto ovviamente rispetto alle auto normali. Ovviamente è una macchina importante, è lunga 5,40 m, nelle città dove ci sono limitazioni di traffico e di movimento evitate, se non avete consuetudine col volante, con le misure di un'auto importante, di portarla, perché potreste non riuscire a uscirne fuori, scherzo ovviamente, ma è grande, e soprattutto quando la guidate vi dà un senso di sicurezza, perché è una macchina veramente robusta e abbastanza ben accessoriata. L'elettronica ancora non ha tutte cose sofisticate, perché comunque è appunto una macchina da lavoro, però con riscontro ce l'ha, le guide automatiche di velocità ce l'ha, l'impianto stereo con tutto il sistema Android avanzato, con la applicazione Android da usare qua, perché ovviamente essendo una macchina cinese prevale l'Android, è qui e lo potete collegare al vostro telefonino e fare quello che volete. Il riscaldamento è potente e anche il raffreddamento. Questo è il comando del gas, ha sufficiente numero di stipetti, ha gli specchi retraibili, tante cose che sono accessori che possono servire a rendere simpatico l'utilizzo di questa vettura. Bene, andiamo a fare un giro anche fuori strada, vediamo cosa succede, non vi svelerando, ma andiamo a vedere.